questo anche grazie alla nostra mobilitazione. Oggi abbiamo continuato a testimoniare e dire il nostro no all'ideologia gender nelle scuole come materia curricolare e il nostro sì alla libertà educativa e alla possibilità che i genitori possano esercitarla liberamente nei confronti dei loro, senza che questo venga imposto loro da una scuola di regime. Tuttavia abbiamo già ottenuto un risultato importante, che è la crescita di quel popolo che non si vuole piegare al pensiero unico e vuole continuare a difendere l'essenza dell'uomo stesso. Continuiamo allora a essere vigili, a essere sentinelle nella vita di tutti i giorni, a informarci e informare su quello che sta succedendo e a vegliare nelle piazze per dire che non può essere una legge, la sentenza di un tribunale, con la pressione mediatica a dire chi ha gli occhi aperti è la